Un polverone, quello sollevato sul calcio scommesse, che sembra insomma coinvolgere anche l'Acragas. Noi siamo stati toccati marginalmente da una malefatta di un giocatore che ancora è da provare in ogni caso, di un giocatore che era testato con noi e che poi noi per motivi disciplinari tra l'altro abbiamo allontanato nel mese di dicembre. Queste sono cose di cui noi prendiamo le distanze perché è fuori dalla nostra logica di fare sport queste cose. È chiaro che noi come Acragas siamo parte lesa in tutto quello che è successo perché noi abbiamo fatto una squadra per vincere il campionato ed è chiaro che queste scorrettezze, io chiamo così, che non possono avvenire nel mondo del calcio perché si perde anche la fiducia e la stima in tutto quello che gente per bene come noi fa. È chiaro che non fanno parte del nostro progetto, non fanno parte sicuramente della nostra logica di fare calcio e di fare sport. Avete già dato mandato a dei legali per fare appunto chiarezza sull'accaduto? È chiaro che noi come parte lesa abbiamo dato già mandato ai nostri legali di appurare un po' quali sono state la realtà dei fatti e sicuramente ci costituiremo parte civile perché non possiamo come dire, mischiare il nome dell'Acragas e il buon nome di questa società e di questi dirigenti e di questa squadra e di questo gruppo con queste schifezze che succedono lontano da noi. Tornando a parlare degli aspetti positivi, ecco, dell'Acragas e del calcio agrigentino, ieri c'è stato un incontro tra l'Enel e il comune di Agrigento per l'illuminazione dello stadio. Ecco, cosa è venuto fuori da questo incontro? Finalmente una buona notizia. Ieri in questo incontro di Palermo, a cui erano presenti anche i nostri tecnici, oltre a quelli del comune e dell'Enel, si è stabilito che l'Enel ha già quasi pronto il progetto definitivo per l'impianto dell'illuminazione che verrà trasmesso al comune entro il 5 di giugno. Successivamente il Comune ha preso l'impegno che entro il 15-20 di giugno istituirà un tavolo tecnico con una conferenza dei servizi per rilasciare le autorizzazioni necessarie e finalmente si potranno iniziare questi lavori che permetteranno alla città di Agrigento e allo Stato Seneto di avere l'impianto di illuminazione che è un elemento fondamentale per la prossima iscrizione in Lega Pro. Quindi voglio dire ai tifosi di stare tranquilli che stiamo lavorando anche per la prossima stagione.